Ciao ragazzi, buongiorno. Allora, oggi è il primo giorno di 3 durante i quali andrò a percorrere un pezzo della traversata carnica. Adesso mi trovo vicino a Fornia Voltri e sto camminando in direzione di Pierabek, da dove parte il sentiero che mi porterà ai laghi di Bordaglia, al lago di Bordaglia. Da lì attraverso il passo Giramondo andrò al lago Volaia e poi al rifugio Marinelli, dove mi fermerò per dormire la prima notte. Allora, adesso sono sulla strada che mi porterà al lago di Bordaglia, sono circa 1100 metri e devo arrivare a 1800. Adesso smetto di parlare perché ho già il fiatone. Tra poco incrocerò la strada che arriva dalla valle di Fleons e ho già visto un po' di gente, probabilmente incontrerò qualcuno. Fino adesso non ho incontrato nessuno perché appunto mi inserirò sulla traversata carnica e le persone che incontro arrivano di solito. La tappa ci si ferma a dormire al rifugio Calvi sotto il Peralba e la mattina si parte e si passa di qua, si fa il passo Giramondo, poi si va al Volaio. Ecco qua, sono arrivato al passo di Giramondo. Questa qua è tutta la catena del Volaia. Io adesso scenderò giù di lì, aggirerò questa catena montuosa e dietro qua c'è il lago di Volaia. Adesso sono in Austria, lì c'è il ceppo del confine. Questo è il lago di Volaia, sono di nuovo a 2000 metri circa, poco meno. Quello è il rifugio austriaco, qua è ancora Austria, qua c'è il Koljans
e là c'è una baracca e dietro c'è il rifugio, proprio lì dove c'è la croce e la baracca passa il confine, e adesso passerò di lì e tornerò in Italia, e dietro c'è il rifugio Lambertelli. Sono arrivato all'attacco del sentiero attrezzato Spinotti, che questo, vedete, parte da lì, sale su, c'è la scaletta, poi si va su e si continua. E non è niente di difficile, comunque è un sentiero attrezzato, non è... sì, è per esperti, ma insomma non è una via ferrata, ecco. Sono arrivato a Scollinare, adesso andrò giù di là e tra un po' dovrei vedere il rifugio Marinelli. Sono passato per lì, là così, e poi là, hop, dentro c'era il pezzo attrezzato e la strada, e là ero prima. E io arrivo da là dietro, dalla Valle Austriaca. È stato abbastanza faticoso, ma appagante dal punto di vista del panorama sicuramente, ma anche insomma dal punto di vista, diciamo, dell'orgoglio personale. Allora ragazzi, sono arrivato al rifugio Marinelli, lì c'è le bandiere, si scollina e dietro c'è il rifugio. È stata lunga, sono partito alle 8 dal paese, alle 9 dove attaccava il sentiero, adesso sono le 5:30, per cui sono stato un po' più del previsto, perché insomma anche quest'ultimo tratto adesso inizio a essere stanco. Devo andare un po' più piano per stare attento di non inciampare. Direi che per oggi, sicuramente oggi il video si finisce qua perché sono arrivato. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per la visione e vi rimando alla visione del secondo episodio, il quale riguarderà la seconda giornata, ovvero dal rifugio Marinelli fino alla casera Pal Grande di sopra. Grazie per la visione, ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!